Mamoiada è un piccolo paese della provincia di Nuoro situato al centro della Barbagia. La manifestazione di Mamoiada, inserita nel circuito di autunno in Barbagia, è Zastappas in Mamoiada. È un circuito enogastronomico di artigianato e di maschere. Allora, per quanto riguarda la manifestazione Zastappas in Mamoiada, si inizia con una degustazione, nel senso che tutte le tapas portano il loro piatto direttamente nella piazza principale e lì c'è un vero assaggio di tutti i prodotti che vengono poi presentati durante la manifestazione. Quindi, fatta la degustazione dei prodotti in piazza, c'è la vera e propria apertura di tutte le tapas e delle esposizioni artigianali. Le persone possono iniziare il loro percorso enogastronomico. Non c'è un vero e proprio percorso, ma le tapas sono situate in tutto il centro storico e ognuno sceglie il percorso che vuole e può assaggiare quello che preferisce. Il titolo della manifestazione è Tapas in Mamoiada. Le persone anziane di una certa età prima frequentavano meno i bar e andavano per le case e quindi dicevano andiamo a fare tappa da un amico. Lì bevevano un bicchiere di vino, magari mangiavano qualcosa e poi andavano a casa di un altro amico e così via. In questo modo passavano le serate e quindi l'origine tapas non è altro che proprio un percorso da una casa all'altra all'interno di Mamoiada. È importante anche il circuito artigianale. Gli artigiani prevalenti sono il pane e anche i dolci e poi anche chiaramente il vino. Abbiamo delle produzioni di Cannonau, 100% Cannonau, veramente la nostra uva tipica. Oltre al circuito, chiaramente il paese di Mamoiada ha le sue tradizioni, ha le sue maschere e quindi mamutones e i soadores che caratterizzano la nostra comunità. La maschera del mamutones è la maschera tipica che ci caratterizza, di colore nero, che è triste, è cupa. Il mamutone ha vestito in velluto con la mastruca, quindi con la pelle di pecora addosso, i campanacci e poi la maschera in legno leggerissima, un cappello sardo e un fazzoletto da donna. Mentre la figura dell'Isoadore è una figura un po' più gioiosa. Isoadore vuol dire portatore di soa. Durante l'esibizione una parte degli Isoadori sono avanti al gruppo dei mamutones e una parte rimane dietro e acchiappano i visitatori, i turisti al laccio e questo è una sorta di buon augurio per le persone. Sfilano in 2 file da 6 persone facendo una sorta di ritmo cadenzato. Quindi questa è l'11ª edizione. Mamoiada ha fatto una scelta ben precisa, vuole valorizzare i propri prodotti, vuole
che i prodotti che vengono offerti rappresentino il nostro territorio.